In questa generazione forse non la valutiamo a sufficienza, sono ragazzi attenti, ragazzi anche impegnati. Però io credo che dobbiamo guardare il futuro con un certo ottimismo da questo punto di vista. A Pieve del Grappa l'ex ministro dell'istruzione e del lavoro ed ex presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Francesco Profumo, insignito del premio Montegrappa 2024, un'onorificenza rappresentata da una scultura del noto artista veneto Augusto Mürer. Un premio che ritorna dopo 5 anni, nato sulla spinta degli ex allievi degli istituti Filippin per valorizzare personalità della nostra epoca che per motivi culturali, scientifici, sociali e sportivi si sono impegnati nella vita e nel lavoro a promuovere ideali di crescita e innovazione. Il suo incontro con i ragazzi, gli uomini del futuro, il suo racconto e la sua visione del ruolo della scuola. In questa fase storica è un po' difficile tenere insieme le conoscenze con le competenze. Le conoscenze, che sono le cose che si portano nello zainetto della vita, qualche volta non vengono valutate con il giusto peso e le competenze invecchiano velocemente. Per cui credo che la scuola dovrebbe tener conto di questo fatto. Io penso che più che mai oggi siano necessarie scuole che formano la persona. Una fase storica determinante. Il professor Francesco Profumo parla di quarta rivoluzione industriale. Con questa fase storica in cui c'è una rapidità di cambiamento da una parte e dall'altra un'incertezza, bisogna avere ben chiaro che probabilmente la scuola non sarà in grado di fornire le competenze per tutta la vita, ma bisognerà tornare forse 4, 5, 6 volte a scuola. Ilaria Capa, Matteo Zopas, Matteo Marzotto e Indro Montanelli tra le figure arrivate a Pieve del Grappa che hanno ricevuto il premio Montegrappa. È una presenza che sicuramente dà valore, soprattutto in settimane in cui magari il tema della cultura viene un po' svilito e svalutato, invece lui credo sia una presenza importante e soprattutto un esempio per i nostri giovani.